Ehi, ciao a tutti ragazzi, io sono Petaki001 ed oggi siamo tornati in un tutorial. Ed oggi vedremo come scaricare la mappa che sta facendo Stephanie, la mappa parkour che si chiama Stay Ain't Parkour. Beh, che dire, ci vediamo al tutorial. Ok ragazzi, prima cosa apriamo il nostro browser. Questo qua è Mozilla. Ok, allora andiamo qui. Poi qui ci mettiamo il link che vi lascio in descrizione. Aspettiamo che si carica. Ecco qua. Scarichiamo la mappa. Vediamo che si scarica. Qui scaricata. La trasciniamo sul desktop. Possiamo anche chiudere Google. Apriamo la mappa. Estraiamo questa cartella che troviamo all'interno, mettiamo su desktop. Aspettiamo che si fa il caricamento. Ok, ecco fatto. Andiamo qua, questo lo possiamo anche buttare. Andiamo qui, e poi scriviamo percentuale up data percentuale. Andiamo su roaming, Minecraft, saves e beh, questo qua tolgo anche, visto che ce l'ho messo, non mi fa niente. Elimino, mettiamo questa qua dentro, chiudiamo la cartella e apriamo Minecraft. Ecco, dopo che si è aperto Minecraft mettiamo qui il nostro nome. Lasciate qua le snapshot, se volete qualcosa sulle snapshot scrivo sotto nei commenti. Mettiamo play. Ecco qua, aspettiamo che si apre Minecraft. Ecco qua, si è aperto. Ora la mappa ovviamente la troviamo in giocatori singolo, come vi farò vedere. Ecco qua, andiamo in giocatore singolo. Carichiamo qua, mettiamo stay o parkour, eccolo qua. Come vedrete ora quando entriamo è tutto normale, cioè troveremo la mappa che sta facendo Stephanie. Eccolo qua. Ora mi lagherò un po' visto che sta caricando il mondo, cioè sta caricando la mappa. Qua come vedete quella là, poi credo qua andate nel parkour e niente. Ok ragazzi, per oggi questo tutorial può finire qui. Vi ho spiegato come scaricare questa mappa Stay Ain't Parkour, e che dire, lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate, scrivete sotto nei commenti qualche tutorial che volete, sempre come scaricare i snapshot, e che dire, ci vediamo al prossimo video. Ciao!